Intanto complimenti per la vittoria, avete trovato una squadra che insomma vi ha fatto fare un bel allenamento. Sì, tanto complimenti alle ragazze di Treviso che nonostante la situazione sia quella sotto gli occhi di tutti non hanno mai mollato di un centimetro e ci hanno dato filo da torcere fino alla fine, quindi complimenti a loro, a tutti quanti. Noi sì, abbiamo fatto un allenamento di corsa, di tutto, insomma abbiamo onorato e rispettato l'impegno. All'andata vi eravate affrontate ed avevate, mi pare, tutti e due 0 punti, eravate ultime in classifica. Poi voi avete fatto questo balzo in avanti mentre loro sono rimaste lì. È una situazione diversa chiaramente e anche la squadra insomma è diversa. Sì, sono due squadre diverse, chiaramente noi abbiamo pagato lo scotto di essere una neopromossa all'inizio, poi anche con il cambio delle due straniere siamo riusciti poi a mettere su un po' più di qualità e quindi abbiamo fatto una serie di vittorie che stiamo continuando a fare e vorremmo non fermarci.